ladies and gentlemen, direttamente dalla redazione di Messaggero Veneto Scuola, vanno ora in onda i Chiastrons con Gianmaria Popoto, Sergio Obama e l'assessore regionale Abele Pelvio. Grazie ragazzi. E insieme a noi a farci da pubblico, ma anche a collaborare a questa prima trasmissione in diretta video, l'intera redazione del Messaggero Veneto Scuola. Bello, bello. Buonasera ragazzi, benvenuti. Buonasera, siamo qua emozionati dagli studi del Messaggero Veneto Scuola. Mai avrei pensato di fare una diretta con i giovani figli, l'elite, dicevamo prima. Loro l'elite, sono un po' il bignè sulla ciliegina della torta, addirittura. Possiamo dirlo? Oltre la ciliegina, direi anche. sì. Il picciolo. Il picciolo. Cosa più magra, più massimo secca che c'è, vabbè. Che esempio Il è? massimo della vita. Il massimo. Lei mangia Comunque- piccioli? No. Ah, No, ok. Piccioli, ma L'assessore, figurati. sai Allora. cosa fa delle ciliegie? Lui va in consiglio regionale Sì. con le ciliegie messe come orecchini, come... Ah, è vero, come Sì, si faceva? è vero, e sono anche un po', appunto, la gente mi vede e dice: guarda questo che bravo, che ha le ciliegie come orecchino, ci tiene alla natura, è un bravo assessore. Infatti. Quindi tutti i modi sono per prendere voti. Lei fa così per prendere voti? No, Ma scusi. no, lo faccio Lei è un po' perché poi, scusa, ti qualche viene incertezza l'angorino c'è. di metà mattina, ti mangi la ciliegia già pronta. Comunque. Vabbè. Detto questo, Molto educato. ragazzi, sono contento Sì. di essere qua con voi. Vi vedo il ricciolo tuo, Sergino Obama, è sempre emozionante vederlo. Sì, Questo sì. bel ricciolo giovanile. Ma cosa pensa di sto gruppo di persone, di ragazzi che sono qua ad ascoltare proprio lei questo pomeriggio? No, sono ad ascoltare noi prima di tutto, Ah, poi ok. naturalmente anche me, Sì. ma soprattutto sono ad ascoltare loro stessi oggi, perché loro stessi saranno fautori in un certo modo anche di questa format New Age. E Ah, subito vero, vediamo vero. una palese dimostrazione, Sì. perché qua abbiamo Filippo, pensate un po'. Non so dove sono ripreso. Vai lì, vai lì. Si è preparato in circa 30 secondi, perché lui, speriamo che vada tutto bene, ci darà i titoli di ciò di cui parleremo in questa prima trasmissione. Filippo, i titoli Vai. della giornata. Allora, la puntata di oggi è suddivisa in 3 punti. Il primo, l'intervista all'assessore comunale Abele Pelvio, Regionale? regionale. Sì. No, Voleva per declassarlo. Il secondo punto sarà un'intervista ai ragazzi del Messaggero Veneto Scuola sul divertimento. E infine un intervento di un ospite speciale, di cui non si sa ancora. È speciale a sorpresa. Sorpresa. E grazie Filippo. Molto bene. Filippo, sicuramente avrai una carriera. Bravo Filippo. Il suo esordio come forse, non lo so, magari aveva esordito da qualche altra parte. Magari lavora già Sicuramente- come pizzaiolo. O alla CNN. Perché? E allora siamo venuti, come avete sentito, al primo punto di questa giornata. Abbiamo un assessore regionale, un politico importantissimo, che è pronto per farsi intervistare da voi, dai giovani del Messi. Friuli. E allora Sì. iniziamo con le domande. Spero che ce ne siano a bizzeffe, ma molto di più. Chi vuole iniziare con la prima domanda per il nostro assessore regionale? Siamo con il signor Giacomo di Messaggero Scuola. vive a Messaggero Scuola e ha una domanda per l'assessore regionale ad Abele Pelvio. È pronto? Ok. Senta, ma lei cosa ne pensa del cambio di nome dello stadio Friuli in Dacia Arena? Molto interessante questa domanda. Sì, ma c'è questa musica di sottofondo che mi fa un po'. Mi mette la. Ma poi sapremo se la sua risposta Sento sarà... un po' la gogna. Sapremo Sembra se di essere sarà- nella rivoluzione francese. Vabbè. Ok. Se sarà una risposta corretta o se sarà una risposta sbagliata. Scelgo la C. No, deve rispondere, non è che ci sono... Allora, perché lo stadio, mi chiedi, è stato cambiato il nome in Dacia Arena? Sì, e non stadio... Allora, come si c'è- chiamava prima? Stadio Friuli. Ecco, per il pubblico che è disattento. Volevi cogliermi impreparato tu, eh? Sì. Come, Allora, perché? Cosa allora, ci dica? C'è
c'è un documento top secret che io ve lo dico dove si trova, nel terzo cassetto della mia scrivania. Ovvio. La verità è che il nome Dacia Arena non è il vero nome. Come no? No. E qual Il è? vero nome è rinchiuso in una busta nel terzo cassetto della mia scrivania. E qual è? È top secret, non posso dirlo. Ma che risposta? Quindi il nome è stato cambiato, ma è tutto una mescia in scena, capito? E La quindi? verità- E quindi se vuoi ci beviamo un caffè un giorno e ti faccio dare una sbirciatina. E questo bene. è clamoroso, signori. Signore e signori, tra pochi anni, chi lo sa, il nome dello stadio Friuli, nuova Dacia Arena, non si capisce, potrebbe cambiare ancora perché la busta è nel cassetto dell'assessore Abele Pelvio, signori. Che novità! Esatto, è vero, è verità. Questa è verità. Scoop, bravo! Per scoop. questo rischio la vita, comunque, per questa dichiarazione certo. a degli sbarbati. Io rischio la vita, ma lo faccio volentieri Sbarbati. per loro, Perché per il futuro. insultare? Allora, passiamo. C'è una seconda domanda. Abbiamo qualcuno che. Siamo con la signora. La signora, quanti anni ha? Signorina, 70? dai. Siamo con la signora Ilaria. Da dove? Del Messaggero Veneto Scuola. E la mia scuola, io sono del Copernico e vorremmo chiederle Grazie. qual è la sua giornata tipo? La giornata tipo dell'assessore regionale. Voglio Perché le sottolineare. interessa? No, No, rispondo. chiedo. Per perché- capire insomma qual è un po' il suo lavoro dal punto di vista ovviamente lavorativo, Ho professionale. capito. Certo. Anche perché una certa età. Ma non- Comunque, Beh, insomma, allora, diciamo, sveglia 6:30, 7. del mattino. Colazione, cappuccino e brioche, classico, con i miei amici consiglieri. Sì. Poi si fa una partitina a poker. Vi svegliate alle 6 per giocare a poker, no? Esatto. Vabbè. Dove sul tavolo si scommette un po' di tutto, diciamo. Quindi già. Sì. Poi pisolino 10 minuti, un quarto d'ora, perché insomma a metà mattina hai quel calo di energia che ti serve a recuperare per poi dare quello sprint fino a sera. Sì. E qua che ora siamo arrivati? 3 del pomeriggio. Cioè. 3 del pomeriggio si parte. Oh! Si parte Con cosa? con la prima pagina scritta. Che siete lì fermi da 2 anni, alla prima pagina scritta. Beh, ne ho scritte tante, però dopo non mi piacevano, le ho buttate. Ah, ok. Quindi, Bisogna- prima pagina si scrive, si butta giù una bozza di quello che potrebbe cambiare un po' il FVG e non solo. Dopodiché la si analizza in gruppo fino alle 7:30, 8. Sì? Alle 8 cena, caffè ammazza caffè. Si ritorna sulla pagina e si decide se quella sarà la pagina che poi si andrà a lavorare, si andrà a portare in atto concretamente. Ecco, questa è un po' la giornata dell'assessore medio. Però se alla fine della Quindi è giornata... tutto un scrivere sempre la prima pagina, analizzarla e capire se domani la rifaremo da capo. Va bene. domani è un altro giorno, dicono, quindi sì. Ecco, Quindi- bisogna sempre iniziare, bisogna sempre ripartire da capo. Quindi spero che sia stata, insomma, che vi abbia illustrato in modo molto... vedi, al top. Abbiamo un'altra domanda, grazie, vedo che gli applausi questa volta non sono... No, perché No, non è che ve li chiediamo, se non li sembra che merita. sia un lavoro semplice. Io mi rendo conto che l'applauso non parte, uno cosa fa? Scrive una pagina. No, no, quella infatti. pagina però costa molto sudore, molta Chi abbiamo? Siamo qua con la signora. Signorina Veronica, Siamo con la signora Veronica direttamente da. come al solito il Messaggero Veneto. Ok. Ma non c'è nessuno di una rivista tipo macchine, yacht, Ma che domande? Lasciamo... yacht in FVG? No, a me interessa sapere cosa la Veronica. Ok, Assessore Abele, io mi chiedevo come mai aveva deciso di candidarsi appunto a questa carica. Ah, e questa è una domanda che interessa anche a me, a dir la verità, non ne abbiamo mai parlato. Come mai si è... Scusate, possiamo togliere sto cronometro sotto che mi viene... È un po'... sta venendo la tachicardia, mi viene. L'extrasistole Non mi parte. Allora, cambi discorso. allora, perché mi sono candidato? Sì, so Oh. che è una domanda che può mettere dentro 1000 cose, non è facile rispondere in poche parole col tempo a disposizione, ma almeno un punto, un qualcosa, un sentimento, una morale anche. Caspita. È Risponda con difficile. una morale magari, che può, Allora. magari con le figure... Non ridere. Prego, Perché- dai, non abbiamo tutto il giorno. Allora, 3 parole. Tre Tre parole.
3 parole. Allora, fiducia, Lei si candida per fiducia? scarpe. Ma fiducia? Perché? Scarpa perché comunque è bello, cioè mi piace vestirmi bene. Ma cosa E quindi Oh? andare in ufficio con un bel paio di scarpe lucide è sempre un piacere. Però fiducia prima di tutto, scarpe. Sì? Almeno il terzo, che sia una cosa il terzo te lo scrivo via mail dopo che un attimino ci ripenso. O su Twitter. O su Twitter, ecco, perché è una cosa che necessita di un'analisi più profonda, devo dire. Grazie. Questa domanda è piaciuta, questa risposta è piaciuta. Questa risposta è piaciuta perché i giovani apprezzano, non che ci siano, ma apprezzano la sincerità. Comunque io non volevo ste domandine, io volevo essere il vostro saccone da box. Volevo, perché la politica deve prendere un po' di busse sul sedere. Una domanda un po' più Picca, piccante. roba che picca. Sì. Abbiamo una volontaria. Ma già da come alza il dito mi sembra una che picca. E siamo qua con la signorina Alexandra. Alexandra, come Allora. Magna? No, vabbè, questa è una battutina, Sì. vabbè. Prego. Allora, io volevo chiederle cosa ne pensa lei dei mezzi di trasporto in Friuli, come si potrebbe migliorarli. Ok, questo è quello che volevamo da casa anche, ascoltate. Dica, come Allora. migliorare? Dico, io vi racconto solo un piccolo aneddoto che mi è capitato, no? A lei. A me, che sono andato in treno l'altro giorno e c'era l'ordigno bellico sui binari. È vera sta cosa. Ed è vera, hanno fatto anche l'articolo. Ecco, cosa succede? Chiedo al controllore, si può scendere a Monfalcone? Ci sono le corriere? Perché ci fanno scendere a Monfalcone per andare a Trieste. Ci sono le corriere? E loro mi fanno, sì. Scendiamo tutto il treno, si scatafascia sulla prima corriera che ha trovato, pensando che fosse quella che va a Trieste. La verità è che tutto il treno è finito in centro a Monfalcone. Cioè la corriera invece di portarvi a Trieste? No, la gente è salita su un autobus perché le corriere sono arrivate un'ora e mezza dopo. E quindi, visto che anche lei che è assessore si trova in difficoltà, cosa possiamo fare? Per migliorare la situazione basta prendere l'aereo. Semplicemente, dai, o l'aereo o la macchina, ragioniamo, treni non vanno, si prende la bici, la motocicletta, qualcosa del genere. Lei dai, si su. permette di dare No, queste treni risposte. ormai in Italia sono da chiudere. basta. Lei si permette di dare queste risposte solo perché sa che loro sono obbligati a fare gli applausi. Ovviamente, perché ecco, sennò ecco. mi informerei molto di più prima. Beh, insomma, molto esaustivo il dottore Abele Pelvio, assessore regionale. Dico. Sì, lo Bene. vedo col drone che va in giro, si autopilota. Allora, ma passiamo finalmente, perché non è facile dare risposte, lo so, No, è dura la la vita del politico, è dura la vita del politico, ma vediamo com'è la vita dei redattori, dei giovani, dei giovani giornalisti, se così possiamo definirvi giovani giornalisti. No, non siete ancora giornalisti, perché non siete iscritti all'albo, però futuri, chi lo sa. Degli studenti, ecco, siete studenti. Allora, la nostra curiosità è, ma voi, vi piace divertirvi? Cioè, il divertimento è ancora, sembra una cavolata, ma ai giovani piace ancora divertirsi o è una cosa che passa in secondo piano? Avete solo scuola, solo... non si vogliono... Attenzione, come? No, Vi aspetta. piace? Come ti chiami? Piace, io sono Francesco. Ok, Francesco piace, anche agli altri piace? Ah, ok, perché insomma... Finalmente abbiamo rotto il ghiaccio dopo un'ora e mezza. Molto bene. Allora, immaginiamo un'idea del genere. Siccome siamo a Udine, molte persone si chiedono perché non ci sono a volte eventi grandi con cose speciali che magari in altre città dell'Europa esistono. Qua a Udine invece sono sempre un po' le stesse cose. E allora noi qui in diretta vi chiediamo, inventate, come vedreste voi una festa, un grande evento con, immaginiamolo a budget infinito. A budget infinito, cosa ci mettereste in un evento del genere? Cosa piacerebbe avere in una grande festa a budget infinito ai giovani friulani? Abbiamo delle idee. Cosa vi piacerebbe avere in una grande festa del genere? Vediamo se ci sono Diciamo, alcune cose a riguardo sono scritte in quella famosa pagina di cui ti parlavo, quindi anche un tema importante. Sempre top secret. Assessore, vediamo se c'è qualcuno che alza la mano, qualche coraggioso. Oh, bene. La signora col cappottino grigio. Sempre queste signore. Ecco qua. E siamo con Francesca. Francesca.
Niente, allora a me piacerebbe... Lei si diverte molto? Allora, no, cioè nel senso Come no? abbastanza, normalmente... Tristezza, quanti anni ha? 17. Quindi si diverte molto? Il fine settimana. Boh, sì, già quando si qualcosa. può. Però si può fare di più, non per lei, ma insomma per le Sì. occasioni che ci sono in giro. Allora, a me piacerebbe in una festa tipo le polveri colorate della Color Run. Non so, cioè nel senso... Quindi... A lei piacerebbe, ma non alla signora delle pulizie che il giorno dopo viene, capito? Allora, Però quindi il budget è polveri, infinito. polveri colorate sparate sulla folla. Sì, o tipo colori fluorescenti o qualcosa del genere. A lei piacerebbe essere tipo un camaleonte luminoso. Beh, facciamo anche noi, È ogni interessante. tanto. Sparate come? Boh. Con pistole. Cioè, Cannoni. sì, cannoni. Con gli aerei, con i droni. Aerei? Esatto. Perché a sto punto Esageriamo. Esageriamo. Dai, esageriamo. Ok, polveri colorate sparate da aerei e cannoni. Un'altra idea, dai, che servono idee. Ci Cosa che segue esiste tanta già gente. questa, effettivamente. Abbiamo sempre il signor Esiste già Francesco. questa cosa, però magari contestualizzata col drone che ti arriva dall'alto e ti butta giù la slavina di colore. Francesco. Prego. C'era un'idea di gruppo che erano nani da giardino che ballano. Era apprezzata. Allora, nani E da questo- giardino. Sì, Ma, sì. Non cioè, è male, Ma le statue? Sì, però qualcosa di automatico, qualcosa del genere. Tipo dei piccoli robot? Può essere? Nani. Nani da giardino che... Robot nani, basta. Cioè delle Ok. statue che però Sì, prendono sì, vita. Sì. Bellissimo, signori. Questa... Molto bene, molto bene. Qua si sta visualizzando un po' un inizio di festa. Drone che ti butta il colore, nano che balla in giardino. Nano, colore. Bene. Avete Abbiamo il mio già tre. interesse. Vediamo cosa viene Abbiamo- fuori alla fine della festa. Cosa vogliono vedere i giovani in una Qualcun festa. altro, mani in alto? Chi ha qualche- Sì. Ah, bene. Io passo qua perché i tecnici mi urlano che spintono tutte le telecamere. Prego, siamo con. Cosa succede? Le do fastidio qua davanti? Ah, ok, scusi, ha ragione. Vuole È vedere l'istituzione, effettivamente. Prego. Salve, io mi Cioè, non è che deve trattarmi però come asta di microfono. chiedo scusa allora. Prego. Assessore, una bella mosca cieca in autostrada. ma aspetti. Adesso voglio capire dov'è il confine tra la festa e il suicidio, sadomasochismo. Allora, l'autostrada la chiudiamo, la blocchiamo? Perché potrebbe essere interessante una festa in autostrada. No, non c'è bisogno, secondo me. Auspicando in un possibile, ipotetico ballo di mammolo, come ha detto il mio collega precedente, io spero anche in una festa proprio localizzata in un'autostrada e perché no aperta. Aperta? Sì. Però, sì, beh, allora si potrebbe fare con delle precauzioni. Sì, probabilmente sarai l'unico che ti ritroverai in questa festa. Sperando che non mi facciano strike le macchine, sì. Beh, direi che questo è l'esempio più brutto. Ma cosa applaudi? Cosa applaudi? Chi Ormai ha fatto c'è- partire sto applauso? Questi applausi non Cioè, sono registrati, È la dobbiamo proposta dirlo. più brutta che abbia mai sentito. Però teniamo buona l'autostrada, magari chiudendola, che può essere Grazie. interessante. Prego, Ma è stato potrebbe essere. Domani mando un messaggio all'ufficio Geometry e gli dico se possono fare per lui questa cosa. Ma no, ma perché vuole No, dargli no, ragione? No, Abbiamo un'altra domanda. un'altra. La signora che picca. Recuperiamo, perché il pubblico da Prego. casa ci vede e dice: ma cosa. Allora, un trampolino elastico, cioè tipo Oh, un tappeto elastico sì, gigante sì. per tuffarsi in una piscina di palline. Sì? E ci siamo e qua deve partire un applauso spontaneo nonostante l'abbia detto io. Bello! Una piscina. Bello. Immaginati palline ovunque. Trampolini. Bello. Allora, Perché poi una piscina di balene? Vabbè, No, una è piscina bello di questo- Oh, di palline, che di balene? Di balene, ho capito io. Vabbè, Però- ho capito il mettiamoci una- budget infinito, ma poi mettiamoci arriva un- quella di Greenpeace che ci amma... mettiamoci una balena dentro le palline. Una balena alla pallina. Prendiamo una balena in una vasca, mettiamo il trampolino e sopra il trampolino le palline. Bello. Qualcun Droni col colore. qualcun altro? Abbiamo qualcos'altro? Una festa senza musica, però. Vogliono silenzio, una festa senza silenzio musica. assoluto Sì, fino adesso. tutti Mutismo, così. però tutti nelle palline. Tutti con la balena sotto. vabbè. Qualcun altro? Facciamo ancora gli ultimi 10? Gli ultimi 10 li facciamo? Anche perché poi sta cosa si cercherà di realizzare, progetto 2018. Ce la faremo noi dell'ufficio. Oh, Abbiamo- bene, il coraggioso Filippo, sempre lui.
Allora, prima avevo ideato assieme al mio collega un'idea abbastanza particolare che si dissocia dal conformismo delle piscine di acqua o di palline. E io già mi sento accontentato da questa tua premessa. Molto bene, sì. Quindi una piscina piena di soldi, perché comunque il materialismo è importante. Mi segnalano che abbiamo avuto un incremento delle visualizzazioni, siamo arrivati dell'8000%. dell'8000% appena hanno sentito una piscina di soldi. Quindi lei tutto il budget infinito che ha a disposizione lo metterebbe dentro la piscina, praticamente, quella è la festa. E allora direi che se non ci sono altre idee, idee ce ne saranno. Io immagino le vostre nottate adesso, in questi giorni, sognandovi altre idee. E grazie mille, l'assessore ha preso appunti. Ma adesso, anche da casa, hanno preso appunti. Non oso immaginare i commenti che staranno a frotte comparendo sul sito, su Facebook. Ma abbiamo l'ultimo momento. Che è un po'... Sì, abbiamo un ospite speciale, come diceva Filippo prima. Abbiamo una sorpresa. Una sorpresa, bene. Nessuno di voi sa cosa sta per succedere, perché stiamo per far entrare da dove? Da qua. Già entrato. Facciamo che è già sotto, qua. Da qui sotto sta per entrare una delle persone più famose in Italia. E allora, signore e signori, possiamo aspettare. Siamo in diretta, non è che... Tutto vero, è un ospite vero. Ecco. Riconoscibilissimo. Avete capito? In anteprima, qui al Messaggero Veneto Scuola, sì. Lui, l'ex premier Matteo Renzi! Buonasera. Come va ex premier Matteo Renzi? Se noi lei già parte così. Se noi cambiamo l'Italia, dobbiamo partire dalle piccole cose. Sì. Dai ragazzi del Messaggero Veneto Scuola. Allora, io ho preparato, mio caro Vespa. No, non siamo porta a porta. Mio caro Vespa, ho preparato 3 punti semplici. 3 punti? 3 punti per fare concretamente le cose. Come, scusi? Per fare concretamente le cose. Bisogna sempre ripetere. Allora, Matteo, prego. Posso... No, mi faccia parlare, per favore. Allora, facciamo questo grafico semplice, che il plastico lo facciamo entrare dopo, Vespa. Allora, io vorrei chiedere l'aiuto di uno dei ragazzi dell'MSV Scuola. Ok. Allora, signor Filippo. Dov'è il signor Filippo? Venga Ancora qui. Filippo? Tutto Ormai lui? troppo importante questa persona. Torni al posto, è un po' stufato. Vediamo che c'è. Allora, signor Giuseppina. Signor Giuseppino, venga qui. Giuseppino, perché dà nomi? Facciamo un applauso che non a sono quelli. Che è il futuro dell'Italia. Lui è colui che potrebbe cambiare l'Italia veramente. Quindi scriva pure. Signor Filippino. No, Filippo, non cambi i nomi. No, mi faccia parlare. Non la faccio parlare, io non la Punto 1. Punto 1. Ecco i numeri ci sappiamo fare, bravo Filippolino, che ha scritto il numero 1, la scuola funziona fino adesso, quindi finalmente. Applausi così. Punto 1. Come ti chiami? Giacomo. Signor Giovanni, scriva. Ovvio. Cancelli il punto 1. Come cancelli? E passiamo direttamente al punto 8. Ma scusi, e gli altri 6? Gli altri 7 non hanno funzionato prima, figurati oggi, quindi prendiamo direttamente all'8, scriva punto 8. Molto bene. Quindi già c'è già un errore pur avendo una pagina bianca. Punto 8, disegniamo una cosa che può cambiare l'Italia. Anzi, disegniamo l'Italia. Disegniamo l'Italia. Quindi disegno una susina. Come una susina? Una susina, perché la grande mela sta a New York. Sì. Qua in Italia il materiale scarseggia, ragazzi. E quindi abbiamo una susina. Ok. Bene. Molto bene, che rappresenta la scarsità lavorativa. Non mi faccia parlare, però. Non lo interrompo, tu non devi interromperlo. Per cortesia, signor Filippino, disegni 2 vermi. Giacomo. 2 vermicelli. 2 vermi? 2 vermicelli dentro la susina. Dentro la... Non sopra la susina, dentro la susina. Non è in 3D, non è un grafico in 3D. Faccia un disegno 3D, per favore. Usi la fantasia. Allora, molto bene, questa è una curva. Questa no, quello sembra tutt'altro, però. Cancelli immediato. Non facciamo vedere,
Allora, lo faccia disegnare lì sopra. Disegni 2 vermi. Che potremmo essere io e lei, ad esempio. Ma perché deve. Lei. Ma forse lei. Questi rappresentano i giovani che sono in Italia, che vogliono fare dei vermi. Poi. Però cosa succede? Che i vermi se ne vanno dove c'è la grande mela. Perché la Susina scarseggia di materiale. Quindi mi scrive adesso punto 9. Ah, quindi sono punti. In numero romano, per favore. Scusa, perché deve complicare un grafico già impossibile da capire? No, mi faccio parlare. Arriviamo al punto. La situazione è chiara. Punto 9. Non deve scrivere IX. IX le lettere sono un'altra cosa. Numero romano. Vabbè, teniamolo così. IX è giusto, Renzi. È giusto X. Non mi faccia parlare. Sbaglia, però. Vespa, per favore, vado a casa, se no, vado a casa. No. Volete mandarmi a casa un'altra volta? No. Punto 9. Qual è il punto 9? IX. IX. E mi disegna una bellissima torta. Oh, una bellissima torta grafico. Un grafico o torta? Una torta di compleanno. Cioè, adesso io voglio capire perché lui. E mi fa 62 candeline. Vabbè, facciamo 2 candeline così simboliche. Sapete perché la torta? Perché? Questo è interessante, perché io pensavo torta grafico. Invece. Perché oggi è il compleanno di mia madre. Ok. E quindi devo fare in diretta tanti auguri mamma. Grazie di essere in diretta su Facebook. Ma cosa applaudite? Finiamo. Ma no, per fare le cose in Italia. Signori miei. Ah, ok. Signori miei. Signori miei. Fai parlare. Sì. Signori miei. Finiamo questo discorso. Sì. Col punto 10. Ma il punto 9? Cioè, gli auguri a sua mamma erano? Beh, ti sembra poco. No, beh. Giustamente. Punto 10. Punto 10. Attenzione perché qua potrebbe. È l'ultimo? Potrebbe essere l'ultimo. Come Okay. potrebbe essere il primo di un'altra serie. Ok. Ma per oggi la finiamo qua. Lei ha degli universi paralleli di numeri. Mi scrive, signor Carlo. Mi scrive grande tutta la lavagna. In verticale. F grande sopra. F. A. Fa. Sì. R sotto. R. Si è rotto il pennarello anche. Si è Proprio troppa enfasi. E la E sotto. Fare. Mi fa delle frecce che collegano le lettere. Ma perché? Eraf. Anche in viceversa. Ma cos'è? Ok. Signore e signori, fare. Questa è la parola che cambia l'Italia, signori. Fare. È quello Standing ovation. Un augurio a questo giovane signor Carlino. No, veramente, l'Italia ormai... del fare. Lo diciamo tutti insieme. 1, 2, 3. Fare. Lo diciamo più di gola. 1, 2, 3. Fare. Ancora più di gola. 1, 2, 3. Fare. Grazie ragazzi. Direi che siamo arrivati al. Questo è il succo del discorso. Ma fare succo, cosa? Il succo niente. Ha fatto un'ora e mezza di spremuta. Grazie. Lei lì. Grazie signor Filippo. Grazie. No, ma ormai non mi ricordo nemmeno io più come si Giacomo. chiama. Si chiama Ora Giacomo. vado che mi aspetta la Serracchiani. Tanti nomi. Ok, allora lei deve andare e arriverà l'assessore subito, spero, per i saluti finali. Lui fa un po' il taglio del nastro alla fine, l'assessore. È andato a inaugurare qualcosa di là, un ufficio. E allora abbiamo visto ringraziamo Matteo Renzi con un applauso su richiesta. Un magro applauso su richiesta. Magro perché insomma abbiamo la Susina, non è che mangiamo mele. È vero. Comunque. E allora, signore e signori, noi siamo arrivati alla conclusione di questa prima storica. Mettiamoci dentro cose così per dare scusate, ero un attimo al bagno, andato, eccomi qua. Ecco, non si è perso niente, stia tranquillo. Bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa prima storica diretta dei Chiastrons col Messaggero Veneto Scuola. Da parte nostra è tutto. Un ringraziamento ai nostri ragazzi del Messaggero Veneto Scuola. Messaggero Scuola, grandi, belli, bravi e tutti ipotetici assessori che ci hanno invitato. Ringraziamo i nostri tecnici, alla regia audio Dave March, alla regia video il nostro Giacomo. E da noi che siamo i Chiastrons è tutto, da Sergio Obama, Gianmaria Popoto e è tutto. Buona giornata. Ciao.